Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alla cena dell'Agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile torna agli antichi prodigi, un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azimo. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Cantiamo per te, Signore, i canti di Sion, alleluia. Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo per te, Signore, i canti di Sion, alleluia. Dal profondo dell'angoscia mi hai fatto rivivere, alleluia. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome, per la tua fedeltà e la tua misericordia. Hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore. Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni la vita. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo dell'angoscia mi hai fatto rivivere. Alleluia. A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria. Alleluia. Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio, un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, la grandezza e la forza, l'onore e la vittoria. Alleluia. Paolo, servo di Cristo Gesù,
apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo a figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito, di santificazione mediante la risurrezione dai morti. Gesù Cristo, nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. Come aveva promesso ai discepoli. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore è risorto, alleluia, alleluia. Conosco i miei ed essi mi seguono. A loro do la vita eterna, alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Conosco i miei ed essi mi seguono, a loro do la vita eterna. Alleluia. Al Cristo che mediante la risurrezione ha confermato nella speranza il suo popolo, innalziamo la nostra preghiera. O Cristo, che vivi in eterno, ascoltaci. Signore Gesù, che dal cuore aperto hai fatto scaturire sangue e acqua, Rendi pura e santa la tua Chiesa. tu che hai affidato a Pietro la cura pastorale del tuo popolo, Proteggi il Papa e confermalo nella carità al servizio della Santa Chiesa. hai trasformato i pescatori di Galilea in apostoli del tuo regno. Manda operai alla tua Chiesa a continuare l'opera della salvezza. Sulla riva del lago hai preparato il pane e il pesce per i tuoi discepoli. Fa che nessuno dei nostri fratelli soffra la fame per colpa nostra. O Gesù, nuovo Adamo e Spirito datore di vita, fa che i defunti portino l'immagine della tua gloria. E godano la pienezza della tua felicità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, concedi a noi che celebriamo il mistero della risurrezione del tuo Figlio, di vivere pienamente la gioia della nostra salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo,
sei scesa dal cielo una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro. Lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniera, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera alla Santissima Trinità. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in questo tempo di grande tribolazione, in cui il mondo sembra essere impotente, dinanzi all'avanzata di questa pandemia, voi siete il mio solo rifugio e la mia unica speranza. Vi offro le mie paure, la mia grande preoccupazione per quello che sta succedendo, ma anche la mia gioia perché tu, oh Dio, sei meraviglioso e sai trarre il bene anche dal male. Mai come ora ho capito che questa è l'occasione per starti più vicino, per pregarti di più, per rinnovare la mia vita e il mio cuore a te. La vita quotidiana che mi ero costruito mi portava a correre sempre, a correre senza sosta, e in questa veloce corsa ero giunto senza accorgermi sull'orlo di un precipizio spaventoso. La tua mano forte mi ha afferrato, mi ha fermato, mi ha costretto a guardare e finalmente ho capito. Ho visto dove mi conduceva la mia folle corsa. Grazie Trinità dolcissima, ora so che un'esistenza vissuta senza di voi è più cupa della morte, è una corsa verso il nulla, porta verso l'abisso della disperazione. Perdono, Signore, la mia durezza di cuore. Tu sei un Dio di amore e vorresti sempre donare carezze ai tuoi figli. Purtroppo i tuoi figli sono spesso ciechi e testardi e allora sei costretto a intervenire con le maniere forti. Ma anche questo è amore, perché tu, oh Dio, nulla lasci di intentato per salvarci. Alla ripresa della vita niente sarà più come prima. Ora ho capito ciò che conta veramente. Guarderò la realtà con occhi diversi. Avrò priorità diverse, un amore più tenero e più grande per tutti i miei fratelli. E soprattutto nulla mi separerà più da te, o Signore, mio solo e unico bene. La mia vita adesso ti appartiene. D'ora in poi voglio vivere per amarti e servirti e recuperare così tutto il tempo perduto lontano da te. Grazie, o Trinità Beata, salvate tutte le anime. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo tra eterno riposo per tutti i defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Tre Ave Maria per tutte le persone che operano in prima linea. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, Maria, vi amo. Salvate anime. Grazie a tutti, ci ritroviamo alle ore 18:30 con la recita del Santo Rosario alla Madonna di Guadalupe.